Comunque primarie, e su questo nel PD sembrano tutti d'accordo. Per le elezioni regionali della primavera 2015 il disaccordo tra i Dem è con quali compagni di viaggio mettersi in corsa per una possibile giunta regionale alternativa al centrodestra. Noi siamo quella parte politica che ha voglia di cambiare in maniera radicale le politiche della regione di centrodestra di questi ultimi 15 anni. Chiunque è disposto a scommettere su questa voglia di cambiamento che ci chiedono i cittadini, i lavoratori, gli imprenditori, insomma, e quindi tutte le parti sociali, è ben accetto. Sarà bene accetto al PD il nuovo centrodestra, così come succede oggi a Roma, ma non a Palazzo Balbi? A sentire Domenech pare di sì, e non è il solo. Molto dipenderà dal PD, cioè se il PD riesce a mettere insieme una candidatura, un programma e una coalizione vincente, io credo che l'NCD sarà sicuramente in partita. Non sarebbe PD se non ci fosse una continua, a volte estenuante discussione interna con i dissenzienti pronti a tenerla sempre viva, come sul tema del candidato del centro-sinistra alla Regione Veneto o a sindaco di Venezia. Dovrà presentare un programma specifico, punto per punto, settore per settore, e poi credo che di fronte a un programma di questo tipo la coalizione si formerà automaticamente. Credo assolutamente impossibile una convergenza col centrodestra. Va cambiata aria in regione, sembrano dire tutti e tre gli esponenti veneti del PD. Vedremo con chi si metteranno a spalancare le finestre della sede della Giunta Veneta. Perfino la vice segretaria nazionale del partito non ha ancora deciso, ma lascia carta bianca ai compagni del Veneto. Io credo che sia assolutamente prematuro fare un ragionamento di questo tipo. Naturalmente il Partito Democratico Nazionale guarda con grande interesse e attenzione a quello che accade in Veneto, sia per quanto riguarda una municipalità importante come Venezia, sia per quanto riguarda più in generale le elezioni regionali. Noi abbiamo degli strumenti già noti, penso al tema delle primarie, ci stiamo lavorando tutti insieme anche con i livelli regionali, abbiamo molto rispetto delle scelte che verranno prese dal territorio e cercheremo di accompagnarle.